Fiamme all'esterno di un ristorante in piazzetta San Parisio a Treviso, l'ennesimo incendio nel giro di poche settimane, ingenti i danni, le indagini si concentrano su un cinquantenne. 18enne accerchiato e brutalmente picchiato per rubargli la collanina, è successo a Gaiarine, è solo uno degli episodi di violenza avvenuti nel Trevigiano in pochi giorni, protagonisti sempre giovanissimi. Il Covid, boom di ricoveri nel fine settimana, grande preoccupazione da parte dei sanitari, mentre per la campagna vaccinale, anche quella d'autunno, il presidente del Veneto Zaia nutre forti timori. L'intervento risolutivo è previsto per il 18 e 19 luglio, ma a Mogliano i cittadini di via Rosmini sono esasperati per l'odore che arriva da un sito inquinato dove è in corso una bonifica. Dobbiamo chiuderci in casa, dicono. Marmolada ha scattata la fase 2 dell'operazione di recupero, mentre un messaggio preciso arriva dagli operatori del settore turismo. Stiamo ricevendo disdetti, attenti alla mala comunicazione, è chiusa solo l'area del ghiacciaio. All'ospedale di Oderzo l'inaugurazione della nuova oncologia con un'attenzione particolare alla umanizzazione delle cure. Adunata a Triveneto degli Alpini, ieri la lunga diretta di Antena 3, quasi 1 milione di spettatori incollati alla TV, ancora record di ascolti per il gruppo Media Nord-Est che ha raccontato lo sfilamento delle penne nere. L'11 luglio 1982 la finale dei mondiali di Spagna con la vittoria dell'Italia per 3-1 sulla Germania, 40 anni dopo i trevigiani ricordano quei momenti indimenticabili. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso è dunque la cronaca in primo piano con le fiamme all'esterno di un ristorante in piazzetta San Parisio. Siamo a Treviso, l'ennesimo incendio nel giro di poche settimane. Le indagini degli inquirenti si concentrano su un cinquantenne che venerdì scorso sarebbe stato allontanato proprio dal locale in questione. Un mese e mezzo fa circa, qui nel portone qui del nostro vicino, la stessa cosa, identica. Nuovo raid del piromane di San Parisio e non è escluso si tratti dello stesso che il 25 maggio incendiò l'ingresso dell'abitazione di uno dei titolari dell'osteria Muscolis, Fabio Tambarotto. Alle 4 di questa mattina le fiamme si sono levate alte all'esterno del locale Chimeia, sul lato che si affaccia proprio sulla piazzetta. Ingenti i danni sia al plateatico, che era stato cosparso di benzina e quindi incendiato, che agli infissi. Danni anche all'interno, alle cucine, tanto che il ristorante sarà costretto ad alcuni giorni di chiusura. I vigili del fuoco sono riusciti a evitare che le fiamme intaccassero l'abitazione accanto. Commercianti, residenti, gli stessi ambulanti che al mattino vendono frutta e verdura sono fortemente preoccupati. Mi fa male, tanto, perché sono persone, queste persone si vedono in giro, si sa anche chi è. Per fortuna il sindaco, tramite le telecamere, che hanno aperto le telecamere, sono riusciti anche a capire chi sono queste persone e purtroppo bisogna fermarle, non si può fare altro. Si ha anche paura, no? Ma tantissimo, ma tanto. Adesso stiamo analizzando con la polizia locale e con la questura le immagini della videosorveglianza per risalire al responsabile. Spero che una volta per tutti venga fatta giustizia, nel senso che se confermati quelli che sono i sospetti, questa persona venga fermata, perché insomma, gli episodi e le denunce ormai cominciano ad essere davvero tante. La gente ha bisogno di avere fiducia nei confronti della giustizia e la fiducia la si ottiene anche fermando questo tipo di episodi. Il sindaco si è recato sul posto di persona, le indagini della squadra mobile si concentrano su un cinquantenne trevigiano. È ora di mettere la parola fine a questi episodi. Se la persona che sembra essere sospettata è sempre la stessa, credo che un segnale forte da parte delle istituzioni ci voglia. Un 18enne accerchiato e brutalmente picchiato per rubargli la collanina è solo uno dei tanti fatti di violenza accaduti nel Trevigiano in pochi giorni, protagonisti sempre giovanissimi aggressori. Notata di terrore per un 18enne di San Polo di Piave, circondato da un gruppetto di 4 giovani e poi picchiato con calci e pugni. Tutto per strappargli dal collo una collanina in oro. È accaduto la notte scorsa a Gaiarine, nelle vicinanze del pub Mangio Food and Drink. La banda, dopo l'aggressione, è scappata in auto facendo perdere le tracce. Il giovane ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale di Oderzo. Ha riportato contusioni e traumi. La prognosi è di 10 giorni. Immediatamente sono scattate le indagini dei carabinieri del
della stazione di Codogné. In queste ore si stanno controllando le videocamere di sorveglianza per dare un volto e un nome ai 4 aggressori. È stato invece individuato e denunciato il responsabile di un'altra aggressione avvenuta il 3 luglio scorso per futili motivi presso la discoteca Quadrifoglio di Monfumo. Si tratta di un 19enne di Montebelluna. Il giovane, identificato dai militari dell'Arma di Valdobbiadene, già conosciuto alle forze dell'ordine, ha picchiato violentemente un coetaneo di Segusino, procurandogli un trauma cranico e la frattura di un osso nasale, con una prognosi di 30 giorni. Ed ancora, sono stati tutti individuati i 4 ragazzini di età compresa tra i 16 e i 18 anni, tutti residenti a Montebelluna, che hanno prima rubato il portafoglio ad una coetanea per poi utilizzare il bancomat in vari negozi. Dovranno rispondere di furto aggravato e di indebito utilizzo di carte di credito, un fenomeno, quello dei giovanissimi coinvolti in aggressioni e reati, in preoccupante aumento. Io dico sempre che il 99,9% periodico dei giovani è serio, sono persone che io frequento regolarmente e da cui io stesso imparo un sacco di cose e non solo io. Poi ci sono degli idioti, e purtroppo continuano ad esserci, che addirittura mettono in essere dei comportamenti riprovevoli e criminali alcune volte. Torna anche il problema delle pene, delle sanzioni, di un senso di impunità. Il senso di impunità a livello legislativo sia notevole e credo che manchino anche delle famiglie comunque che devono assolutamente indirizzare la vita di alcuni figli. Poco tempo fa in prefettura si era svolto proprio un tavolo per fare il punto sul fenomeno dei giovanissimi e della violenza. Ha tentato una rocambolesca fuga tra i campi ma è stato bloccato ed arrestato. Si tratta di un cittadino siriano, trentenne, richiedente asilo. L'uomo è stato fermato dagli uomini di una volante lungo il terraglio per un controllo. Immediatamente i poliziotti si sono accorti dell'atteggiamento preoccupato e insofferente del trentenne. Controllata la macchina, sono state trovate tre confezioni di sostanza stupefacente di tipo hashish e una considerevole somma di denaro di cui l'uomo non sapeva dare giustificazione. Così il trentenne ha tentato una fuga tra i campi a piedi ma è stato bloccato dopo alcune centinaia di metri grazie a una pattuglia dei carabinieri che si trovava in zona. L'uomo è stato arrestato in flagranza ed ha patteggiato una pena di 1 anno e 4 mesi. Incidenti stradali, sono 2 le auto coinvolte in uno schianto avvenuto nel pomeriggio di oggi alle 17 circa lungo la A27 tra l'allacciamento con la A28 e lo svincolo di Conegliano in direzione Venezia. Le 2 vetture, una Fiat 500 e una Range Rover, come vediamo nelle immagini, sono finite fuori strada a fianco della corsia di marcia. Nell'impatto sono rimasti feriti 2 conducenti. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Vittorio Veneto che hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati, mentre i 2 conducenti, anche se feriti, sono riusciti a uscire autonomamente dal SUV e dalla utilitaria. Sono stati poi stabilizzati dal personale sanitario e trasferiti in ospedale. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Stradale e il personale del gestore Autostrade per l'Italia. A proposito di incidenti, torniamo a parlare della tragedia del Terraglio. C'è la perizia ufficiale su quella tragedia, una perizia che non lascia adito a dubbi. Nessun sistema di ritenzione, nessuna cintura di sicurezza avrebbe salvato la vita a Mara Visentin e Miriam Cappelletto, travolte dall'auto di Ronny Levakovic che sfrecciava a 125 km/h. Ronny Levakovic andava forte come un missile, 125 km/h a fronte dei 70 della Citroën di Mara Visentin e Miriam Cappelletto. La BMW del giovane ha tamponato con inaudita violenza la macchina delle donne, scagliandola contro la spalletta in cemento del ponticello di una proprietà, tanto da marchiare l'auto tamponata con la targa della BMW. L'ingegner Pierluigi Zamonera ha depositato la perizia sulla tragedia del Terraglio. È una perizia che mi sembra accerti in maniera piuttosto chiara, cioè, sintetica ma chiara, quelle che sono state le cause del sinistro. Non ci sono dubbi, secondo Andrea Piccoli, legale di Mara Visentin, che era alla guida della Citroën in quel drammatico giorno. Il consulente del pubblico ministero ha espresso la sua opinione ritenendo che la velocità del veicolo condotto da Levakovic sia la causa unica e determinante del sinistro. Nessun sistema di ritenzione avrebbe salvato la vita di Mara Visentin e Miriam Cappelletto. Ronny Levakovic, quella notte del 24 marzo sul Terraglio, andava così forte che nulla avrebbe impedito l'epilogo mortale.
E questa è anche la posizione dei familiari delle vittime. Sulla base degli elementi oggettivi e testimoniali non emergono invece condotte, secondo il consulente tecnico, a carico delle due vittime in nesso di casualità con l'accadimento del sinistro. La perizia cinematica di Zamuner aveva anche rilevato che le due vittime dello schianto del 24 marzo scorso non indossavano le cinture di sicurezza. La rabbia e l'amarezza del figlio di Mara Visentin: tra un po' sarà colpa di mia mamma e dovremmo anche chiedere scusa a noi. Un punto questo che dovrà comunque essere chiarito, sentendo gli operatori sanitari intervenuti in soccorso delle due vittime. Ora la parola passa al pubblico ministero. È in corso di valutazione un intervento chirurgico sulla bambina di 3 anni rimasta ustionata sabato pomeriggio, lo ricorderete, a Ponte di Piave per un ritorno di fiamma mentre il papà, un uomo di 54 anni di origine algerine, stava accendendo il barbecue sul terrazzo di casa in piazza Garibaldi. La piccola, ricoverata ancora al centro grandi ustionati di Verona, risulta stabile, ma le sue condizioni rimangono molto serie, avendo il 60% del corpo interessato dalle ustioni. L'incendio, che ha interessato soltanto il terrazzo, è stato presto spento, lo ricordiamo, da un vicino di casa, mentre i vigili del fuoco di Motta di Livenza hanno messo in sicurezza la zona dell'incidente. Il papà invece, che era ricoverato all'ospedale di Oderzo con ustioni lievi, è già stato dimesso. Adesso il Covid, con un allarmante boom di ricoveri nel fine settimana. C'è grande preoccupazione, inutile negarlo, da parte dei sanitari, mentre per la campagna vaccinale, anche quella d'autunno, il presidente del Veneto Zaia nutre forti timori. Noi abbiamo anche oggi 147 ricoverati, più 13 rispetto a domenica, a sabato su domenica. Abbiamo 10 pazienti in pneumologia, quindi che hanno problemi respiratori, più a Treviso, più 2 a Montebelluna. Dopo i contagi cresce in maniera preoccupante anche il numero dei ricoveri. Il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, non nasconde lo sconforto per una situazione destinata a peggiorare, si stima, almeno fino al 20 luglio. Benazzi ribadisce l'importanza della quarta dose per gli over 80 e i fragili, mentre a livello europeo e nazionale si discute sull'apertura delle prenotazioni vaccinali anche agli over 60, ma la scarsa adesione registrata tra gli anziani finora è sintomatica di un problema più vasto, secondo il presidente del Veneto, Luca Zaia. Voglio dirlo a sta roba, cioè come vi ho detto nell'estate 2020, guardate che il clima è cambiato, adesso vi dico guardate che il clima è cambiato rispetto alle vaccinazioni, ma per ovvi motivi anche umani. Dall'altro però dobbiamo ricordare a tutti che noi dobbiamo avere un obiettivo: mettere in sicurezza i fragili e gli anziani. Dopodiché le indicazioni oggi sono over 80 e fragili, e quindi noi rinnoviamo l'appello per chi volesse vaccinarsi. Non si è ancora capito se diventerà operativa la fase degli over 60, ma restano comunque vaccini ovviamente con accesso volontario e non obbligatorio. Nella Marca intanto il virus si diffonde velocemente, la media è di 1079 positivi ogni 100.000 abitanti e il direttore generale dell'ULSS 2 torna a richiamare i più giovani alle loro responsabilità. I ragazzi giovani che lo prendono e non hanno sintomi devono assolutamente, quando vanno dai nonni, quando vanno da una persona fragile, usare sempre la FFP2. Questo è l'unico modo per salvarli. Altrimenti avremo sempre persone anziani fragili che hanno fatto 2 dosi o che non si sono vaccinate, che naturalmente rischieranno ancora una volta la vita. La carenza di personale si abbatte con un problema forte anche sul sistema aeroportuale. Oggi il presidente di SAVE, Enrico Marchi, parlando dei disagi delle ultime settimane al Marco Polo, è stato molto chiaro. Sarà un'estate critica, ognuno dovrà fare qualche sacrificio, passeggeri compresi. Non è un sistema che è, come è stato scritto qualche volta, al collasso. È un sistema che sta sotto pressione. Ci saranno per tutta l'estate difficoltà. Il presidente di SAVE non parla di collasso, ma di una situazione che resterà critica tutta l'estate. Dopo i disagi delle ultime settimane all'aeroporto Marco Polo, con i passeggeri in coda per ore, scioperi di varie compagnie aeree, voli cancellati, Marchi fa il punto. È una situazione che io non ho mai visto in 22 anni di attività in aeroporto, e che è la conseguenza del Covid, della pandemia, di quello che si è creato in termini di stili di vita, di situazioni dovute a quello che stiamo vivendo sullo scacchiere internazionale. E dobbiamo abituarci ad avere un'estate più complicata di quella che eravamo abituati ad affrontare quando si andava a fare un viaggio aereo,
sapendo che tutti coloro che lavorano nel mondo del trasporto aereo ce la stanno veramente, vi assicuro, mettendo tutta per dare il massimo. Alla base di questi disagi la mancanza di personale, spesso denunciata ultimamente dai sindacati, che arriva anche a toccare numeri sconcertanti. Mancano diverse decine di persone ed è una mancanza di personale aggravata anche dal fatto che ci sono una recrudescenza di malati per il Covid. Certi giorni in aeroporto mancano anche 100 persone, ci sono i singoli handler a cui mancano 20-30 persone. È da sottolineare che noi stiamo come Paese, non solo noi a Venezia, ma come Paese stiamo reagendo bene a tutta questa situazione che è data in Europa e questa volta ne stiamo uscendo meglio di altri paesi che tradizionalmente vantano un'efficienza maggiore della nostra. Nei giorni scorsi, ha aggiunto Marchi, un volo programmato da Venezia ad Amsterdam è partito vuoto con i passeggeri presenti a Tessera perché l'aeroporto della capitale olandese aveva avvertito che non sarebbe stato in grado di riceverli. Tra i consigli che il presidente dà, quello di viaggiare dove possibile con bagaglio a mano. Questo è un consiglio che non diamo solo noi, ma che ha dato il Ministro dei Trasporti pochi giorni fa e l'ENAC. È evidente che in una situazione come questa, quando soprattutto si affronta un viaggio nazionale, un viaggio di corto o medio raggio, magari è meglio eliminare qualche cosa, un vestito in più e cercare di essere sicuri di arrivare con quello che serve. Adesso andiamo a Mogliano, l'intervento risolutivo è previsto per il 18 e il 19 luglio, ma in città i residenti di via Rosmini sono esasperati per l'odore che arriva da un sito inquinato dove è in corso una bonifica. Dobbiamo chiuderci in casa, dicono. Rassicurazioni intanto arrivano dal comune. Che sta puzza va avanti da più di un mese e mezzo, nonostante le lamentele che abbiamo fatto, vedo che non si risolve niente. Ma la sera peggiora. Speriamo che fanno veramente qualcosa e non solo chiacchiere. Dobbiamo chiudere tutto. Io ho dovuto chiudere tutto. Siamo rimasti chiusi in casa, serrati. L'odore resta forte all'altezza del civico 10 di via Rosmini a Mogliano. Da quando la vecchia abitazione è stata abbattuta nel 2019, il problema si ripropone ciclicamente, come nelle ultime settimane. Le esalazioni all'epoca si erano sprigionate dal terreno sottostante al fabbricato demolito. Le prime indagini avevano confermato la presenza di inquinanti come alifatici clorurati e idrocarburi in quantità superiore ai limiti di legge, probabilmente scarti industriali degli anni 50. È un terreno privato, la Regione ha fatto la sua parte con un finanziamento di oltre 700.000 euro, c'è tutto un meccanismo di valutazione dei rischi, di valutazione degli inquinanti che ha dei tempi purtroppo un po' lunghi e mi rendo conto che sono lunghi, ma le analisi devono essere fatte in maniera corretta. Il giorno 18 e 19 c'è già non l'ordinanza, ma diciamo la chiusura della strada per permettere ai camion di transitare e il trasporto di tutto il materiale inquinato si concluderà entro quei 2 giorni. Dal canto suo in queste ore l'opposizione chiede di più, ovvero un'ordinanza urgente da parte del sindaco con tempi certi. L'esasperazione è tanta e c'è chi, dicono, accusa malesseri, nausea e mal di gola. Nei prossimi giorni presenteremo un'interpellanza urgente in Consiglio Comunale per verificare insieme cosa è andato storto e come mai i lavori che dovevano durare 2 giorni stanno durando più di un mese, a discapito, lo ripetiamo, della salute di chi vive in quest'area. Risponde indirettamente lo stesso vice sindaco. Le analisi fatte dall'USL ci dicono che non c'è un pericolo per la salute, c'è un disagio e questo non bisogna dire che non c'è un disagio. Noi stiamo cercando di fare in modo che tutti i tempi siano rispettati. Un'ordinanza fatta in questo momento allungherebbe i tempi. A Oderzo ora con l'inaugurazione della nuova oncologia all'ospedale appunto della città con un'attenzione particolare alla umanizzazione delle cure. Terapie all'avanguardia, calate con professionalità e umanità sulle reali necessità del singolo paziente. All'ospedale di Oderzo il taglio del nastro della nuova oncologia con un nome significativo, quello di presa in carico del paziente oncologico.
con una dedica speciale l'intitolazione al dottor Sergio Pessa, oncologo del Cafoncello e figura di riferimento dell'ospedale di Oderzo, scomparso nel 2018 a soli 68 anni e ricordato con queste parole dalla moglie Patrizia Mutton e dalla figlia Elisa. Amava vivere a stretto contatto con il paziente, facendo il possibile per infondergli la voglia di andare avanti e di non mollare mai. L'aspetto più importante rimane appunto quello della cura della persona ammalata, non della cura del tumore, meramente la cura della malattia. In questa direzione abbiamo cercato di strutturare tutto il nostro lavoro e anche tanti progetti, compreso il supporto della psicologa, l'ambulatorio delle cure simultanee per i pazienti più avanzati, e la farmacista di reparto per l'assistenza ai pazienti nella somministrazione, distribuzione e assunzione dei farmaci, vanno tutti su questa direzione. I nuovi spazi al terzo piano dell'ospedale, sale per la chemioterapia, ambulatori, serviranno non solo alla zona dell'Opitergino Mottense, ma anche a quella del Coneglianese. Contestualmente è stata rimpinguata anche la pianta organica. Diciamo che dal 2018 al 2022 i pazienti sono circa quadruplicati e abbiamo adesso 722 nuovi pazienti anno nel 2021 e per cui eroghiamo circa 2700 prestazioni intese terapie infusionali, prelievi, paracentesi, insomma e tutte le altre prestazioni. Ma all'orizzonte, conclude il dottor Lamon, c'è una trasformazione delle patologie tumorali in croniche che consentirà sempre più spesso il trattamento domiciliare dei malati in un reciproco continuo scambio tra strutture che verrebbero così alleggerite e pazienti. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi torneremo a parlare degli alpini. Rieccoci in studio in diretta, parliamo della Dunata Triveneta degli Alpini. Ieri la giornata clou, la chiusura con lo sfilamento delle penne nere, la lunga diretta delle nostre emittenti e quasi 1 milione di spettatori incollati alla TV e ancora record di ascolti per il gruppo Media Nord-Est che da sempre racconta in diretta i grandi eventi degli Alpini. Sezione di Treviso. Treviso! Un altro successo, un altro record, un altro segno del vostro affetto per gli alpini e della presenza costante delle nostre telecamere in diretta nell'Asiago Vestita a Festa. Ancora una volta Media Nord-Est e Antena 3 fanno il pieno di ascolti nella domenica dello sfilamento delle penne nere, il giorno più atteso della Dunata Triveneta. I dati Auditel sono inequivocabili, quasi 1 milione di telespettatori ha seguito nelle reti del gruppo Media Nord-Est la lunga diretta e la curva in rosso segna i picchi raggiunti nella fascia dalle 8.30 alle 14 dalla nostra emittente rispetto a tutte le altre. Un filo indissolubile con voi telespettatori anche grazie ai tantissimi SMS e messaggi comparsi in diretta per testimoniare le vostre emozioni. Pronti a cantare, pronti ad applaudire, pronti a segnare, a battere il passo. Pronti a battere sui tamburi, signore e signori, arriva Belluno, arriva la Cadore! Gli alpini orgogliosamente in marcia, la festa che quest'anno sull'Ortigara è stata anche e soprattutto memoria. Ora le penne nere guardano già agli eventi del 2023, tutti nel segno del nord-est, dalla Dunata Nazionale a Udine a quella Triveneta a Belluno. Ed è già tempo di prepararsi. Antena 3, come sempre, ci sarà. Un'altra festa, ovviamente di tutt'altro tenore, andò in scena esattamente 40 anni fa. Era l'11 luglio del 1982, la finale dei mondiali di Spagna, quella Italia-Germania 3-1 che fece sognare tutti, anche tanti trevigiani che così ricordano quella giornata. 40 anni fa Italia-Germania, dov'era, si ricorda? Certo, ero a Bibione con mio papà e mio fratello seduti in una pizzeria a guardare la partita. C'era la pizzeria piena di tedeschi e di italiani, quindi è stato anche un momento abbastanza folcloristico. Io ero a lavorare, stavo lavorando in una pizzeria giù a sud e quando hanno segnato ho preso in spalla un ragazzo che pesava il triplo di me quando ha segnato il gol a Tobelli. Eravamo tutti là attaccati a quel schermo a vedere il risultato che per noi era già una roba
di un certo valore quando la qualificazione per la finale, è stato bello. Stavo con degli amici qua a Frescada, con i compari a Frescada, e abbiamo fatto un gran festone, grande ritrovo in piazza ai signori dopo. Io mi ricordo dov'ero, stavo tornando da Tonenza del Cimone, avevamo fatto una domenica, era domenica. Beh, quindi stavate ascoltando... Siamo venuti a casa, abbiamo perso il primo tempo e abbiamo acceso la TV, abbiamo visto tutto il secondo tempo e tifato. E quindi è un ricordo che è rimasto ancora vivo? Indelebile. Si ricorda ancora quindi? Madonna, con Rossi, dopo pochi di gol si sono ubriacati tutti. Ero nel mio paesino, che c'è una sagra paesana, è l'11 di luglio, è un bel ricordo perché è una tensione unica, è una cosa da tenerci, nonostante il rigore sbagliato da Cabrini, poi si è risolto con una bella partita tirata fino alla fine e vinta col cuore, diciamo. Dalle immagini storiche dell'archivio di Antenna 3 di quella serata in centro a Treviso, adesso andiamo nel Bellunese. E in primo piano ancora la tragedia della Marmolada, perché è scattata da oggi la fase 2 delle operazioni di recupero. Intanto però un messaggio preciso arriva dagli operatori turistici della zona che avvertono: stiamo ricevendo delle disdette, attenti alla mala comunicazione. Purtroppo ieri mi ha chiamato un collega della zona proprio di Caprile Saviner, molto preoccupato perché gli hanno riferito che stanno arrivando disdette in zona Valpettorina, purtroppo, perché la gente pensa che sia tutto chiuso, perché la gente pensa che la funivia sia chiusa, invece non è vero. La tragedia della Marmolada è stato un trauma collettivo, ma attenzione a non creare danni al tessuto economico delle terre alte. Questo è il messaggio degli albergatori bellunesi, della Gordino in particolare. I sentieri nella zona veneta sono tutti aperti e percorribili. L'unica cosa che è chiusa è il ghiacciaio, dove c'è la situazione di potenziale pericolo. L'unica zona chiusa è il ghiacciaio, tutto il resto è tutto aperto. Il passo Fedele è aperto, i rifugi sono aperti, la funivia, ripeto, è aperta. Quindi si sta facendo un po' la solita, spesso mala comunicazione. La stagione va avanti non come nulla fosse accaduto, pretendiamo il rispetto di quelle 11 persone. Se la gente viene solo per vedere il luogo della tragedia, allora è meglio che se ne stia a casa. Contro il turismo del macabro si era schierato con forza lo stesso presidente del Veneto Luca Zaia, tornato in queste ore sulla necessità di regole condivise e uniformi sui ghiacciai, ma con alcune premesse. Pensare di arrivare a regole ferree significa spostare la responsabilità in capo al pubblico e alle istituzioni e toglierla ai singoli che sono liberi di decidere. Non so quale sia il giusto mix tra le indicazioni, anche perché poi immagino che se cominci a fare bollettini, se poi accade qualcosa, tutti diranno il bollettino diceva che non doveva accadere nulla. Il tema di mettere diciamo, tutta la montagna sotto delle regole diventa assolutamente impraticabile, impossibile. Poi guardate, siccome queste robe in Italia si trasformano in scartoffie, la via dell'autotutela finirà che ci porta bollini rossi dappertutto, così nessuno rischia di dover rispondere. Intanto, sulla zona della tragedia le ricerche procedono. Tutte le 11 vittime sono state identificate e riconosciute, ma ci sono ancora dei resti da recuperare. Terminata la fase 1 iniziamo la fase 2 di ricerche che si svolgerà con i droni e con ogni 3 giorni con i cani e del personale a terra, però questo ogni 3 giorni il personale a terra con i cani. Questa fase 2 durerà 10 giorni. Passati 10 giorni si deciderà poi da farsi. Anche nel Bellunese è caldo il termometro della situazione Covid, della situazione contagi. Facciamo il punto allora con l'Urs 1 Dolomiti.
Abbiamo un afflusso importante al punto tamponi. Chiedo alle persone di prenotarsi, noi abbiamo aperto le prenotazioni, c'è la possibilità di prenotare anche per evitare quei disguidi che stiamo registrando in questi giorni. Così come stiamo registrando una adesione molto alta, oltre le aspettative, alla campagna vaccinale per le persone over 80. Questo il duplice effetto dell'aumento dei casi Covid in provincia di Belluno, dove la curva è in salita per la terza settimana consecutiva. 1788 le nuove positività nei 7 giorni per un'incidenza di 896 casi su 100.000 abitanti, dato va detto inferiore alla media nazionale di 1117. Questo però ci deve tenere allerta, dobbiamo capire che il virus, l'Omicron 5, sta girando molto velocemente. Abbiamo 42 persone ricoverate nei nostri ospedali, alcuni per il Covid, altri con il Covid. Sono ricoverati per altri motivi, ma li scopriamo positivi. I Covid Point restano dunque pienamente operativi. In una sola settimana i test somministrati sono stati oltre 6.800 tra molecolari e antigenici. A questi si aggiungono i 3.500 tamponi effettuati nelle farmacie del territorio, i 90 dei pediatri di libera scelta, i 234 dei medici di famiglia. Le raccomandazioni restano quelle di sempre, su tutte una. Raccomando l'uso della mascherina FFP2 su tutti i luoghi chiusi, soprattutto se a casa abbiamo delle persone che hanno età molto avanzate o hanno delle patologie. Difendiamo loro. Sanità bellunese che nell'ultima settimana ha affrontato anche l'emergenza Marmolada. Entrambi tedeschi ricoverati dopo il crollo, un uomo a Feltre, una donna a Belluno, sono stati dimessi nel fine settimana, un sospiro di sollievo nel dramma generale. Le celebrazioni per la beatificazione di Papa Albino Luciani si svolgeranno a settembre in 3 tempi. Oggi la Santa Sede ha ufficializzato il programma tra Roma e Canale d'Agordo. Dico che questo evento della beatificazione di Giovanni Paolo I viene in un tempo un po' che ci ha scosso, ci ha messi alla prova, e vedo che questa davvero è una beatitudine che riceviamo, un dono davvero che ci incoraggia e ci dà fiducia. Un segnale di speranza in un momento travagliato, così il vescovo di Belluno Feltre guarda alle celebrazioni per la beatificazione di Papa Albino Luciani nelle ore in cui la Santa Sede ha comunicato il programma definitivo. Si parte sabato sera 3 settembre con una veglia di preghiera nella Basilica Romana di San Giovanni in Laterano, il giorno dopo l'evento clou in Piazza San Pietro con il rito presieduto da Papa Francesco. La petizione per la beatificazione sarà letta davanti al Pontefice e ai fedeli proprio da Monsignor Marangoni. Mi emoziona il trovarmi qui nella sua diocesi dove è nato, dove ha operato, è stato ordinato prete, poi qui chiamato ad essere vescovo della diocesi di Vittorio Veneto. Quindi sento che c'è qualcosa che ci accomuna, che attrae, che devo ancora ben elaborare dentro di me. A una settimana dalla beatificazione, la messa di ringraziamento da Roma al cuore dell'Agordino. Domenica 11 facciamo una celebrazione solenne di ringraziamento, celebrandola insieme la prima volta la messa al Beato a Canale d'Agordo in piazza assieme alla diocesi di Vittorio Veneto e al Patriarcato di Venezia. Sarà presieduta dal Patriarca Francesco. Un evento di fede e di territorio, sottolinea Marangoni, per un personaggio che resta unico quanto amato in tutto il mondo. Penso che questo coinvolgimento sia segno proprio molto bello, anzi una manifestazione di quello che la Chiesa ha voluto, cioè riconoscere la sua santità di vita. In chiusura la politica è Luciano Bassi, consigliere comunale anziano ed eletto con la lista Belluno al centro, il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Belluno. La nomina è avvenuta nel pomeriggio durante l'assemblea di Palazzo Rosso. Nella prima seduta del Consiglio la sua nomina era sfumata, ricompattando di fatto il centro-sinistra che aveva proposto il nome dell'ex assessore Marco Perale. Tra i punti in discussione un ordine del giorno sullo ius scholae, una interrogazione sulle dispersioni della rete idrica e un'altra interrogazione sulle manutenzioni straordinarie. È davvero tutto anche da Belluno, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci.
Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Benvenuti al Meteo. Bel tempo e caldo nella norma grazie all'anticiclone delle Azzorre. Da metà settimana torna nuovamente l'alta pressione africana con valori termici via via più alti e afa in intensificazione. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto martedì 12 luglio sarà asciutto e soleggiato in mattinata. Tanto sole anche nel corso delle ore pomeridiane, con possibilità di qualche debole fenomeno in montagna e localmente nelle pianure limitrofe. Temperature stazionarie o in lieve aumento, minime tra 14 e 22 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 31 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo in genere sereno, poco nuvoloso sui monti. Sulle prealpi non è esclusa qualche locale breve pioggia pomeridiana. Temperature minime sui 17-22 gradi, massime intorno ai 29-30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui sarà molto soleggiato, solo con qualche velatura. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime sui 30-32 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.